Luce, acqua, gas e rifiuti in un unico negozio. Un progetto voluto e ideato da più soggetti con lo scopo di ottimizzare e dare maggiori servizi ai cittadini. Taglio del nastro a Gaggio di Marcon. Inauguriamo un centro che sicuramente darà grandi servizi e soddisfazioni ai nostri cittadini. L'obiettivo è poter dare un'unica risposta in un unico luogo, tra l'altro nella frazione di Gaggio, quindi punto di riferimento per il nostro territorio, essendo baricentrico per l'appunto rispetto alle frazioni di Marcon, Saliberale e Colmello. Penso che sia la formula vincente per il futuro, aziende serie comunque che collaborano assieme all'ente locale per il raggiungimento di questi obiettivi. Un'iniziativa voluta e pensata per andare incontro ai cittadini sempre più di corsa e alle loro esigenze, permettendo di risparmiare tempo e denaro. 600.000 sono le famiglie interessate che vengono agevolate nei 77 comuni coinvolti, quindi una grande iniziativa che è stato un percorso di 7 anni, ma importante, che capovolge un po' il concetto del servizio, no? Noi abbiamo detto i nostri cittadini sono al centro, siamo delle società che si mettono assieme, ma siamo delle società del territorio, mettiamo al centro i cittadini e cominciamo a organizzare questi centri multiservizi. E dopo 7 anni nasce anche oggi a Marcon appunto questa nuova opportunità, quindi direi che la strada che abbiamo intrapreso assieme a tutti gli altri amministratori è quella giusta. Anche a livello di costi. Un'ottimizzazione dei costi sia per i cittadini ma anche per le nostre aziende, quindi diciamo che è veramente il top per riuscire a essere sul mercato competitivi, ma anche per offrire un servizio che vada incontro alle esigenze dei cittadini.